L'amministrazione comunale di Santa Elisabetta, diretta dal sindaco Liborio Gaziano, unitamente all'associazione Cometa, presieduta da Emilio Agnello, ha celebrato ieri i 70 anni di storia della cittadina, discutendo del tema dall'emigrazione all'immigrazione, un tema che attraverso le colte relazioni dell'avvocato Nino Gaziano, Don Giuseppe Doriente, Emilio Agnello, e con una straordinaria performance di Mimmo Galletto ha sottolineato la vocazione all'accoglienza di un territorio che ha visto migrare i suoi figli e dare spazio a tanti altri provenienti da paesi diversi. Iniziativa densa, ben calibrata nei tempi e nei contenuti. Sì, è stato un seminario molto interessante perché rientra appunto in questi festeggiamenti dei 70 anni di fondazione del Comune di Santa Elisabetta. L'avvocato Gaziano, che è una personalità pubblica e storica di questo comune, ci ha raccontato tutta la storia dalle origini dell'economia fino ai nostri giorni. Abbiamo avuto il contributo del Monsignor Doriente, che diciamo è uno dei, nell'ambito della curia agrigentina, una delle persone che ha avuto più esperienza nei paesi stranieri e anche ha visto nascere il fenomeno migratorio in questa provincia. La serata è stata poi arricchita dagli spunti artistici del mitico Mimmo Galletto, che con la sua poesia dialettale ha portato ed estrinsecato i sentimenti del popolo siciliano rispetto alle tematiche appunto delle emigrazioni. Io mi sono occupato di raccontare quello che la nostra associazione fa qui nel comune di Santa Elisabetta per il tramite del progetto SAI del Ministero dell'Interno. Accogliamo 70 ospiti e beneficiari che provengono da tante parti del mondo, richiedenti protezione internazionale. Questo è il 17° anno che il comune di Santa Elisabetta è impegnato in questa attività. È uscito da poco il decreto di finanziamento per il prossimo triennio, per cui questa esperienza continuerà, e dunque immigrazione e immigrazione vanno sempre nella stessa direzione. Sindaco, si è discusso di emigrazione, di immigrazione, ecco, voi gestite qui un rapporto con l'associazione Cometa di immigrati che accogliete da tanti anni, ma l'occasione anche per discutere e festeggiare i 70 anni di fondazione del comune di Santa Elisabetta. Sì, il primo evento, un evento che ha toccato tutti, è stato un evento commovente perché si è parlato della nostra storia dalla nascita ad oggi. Infatti l'incontro era dall'emigrazione all'immigrazione. Devo ringraziare gli illustri relatori perché hanno speso parole meravigliose nei confronti degli illustri emigrati in quelle del Belgio, a Chapelle, in Germania, ma anche nel Sud America e in Canada, ma anche parole toccanti nei confronti degli immigrati. Ricordo a tutti che Santa Elisabetta è il paese dell'accoglienza e dell'integrazione. Sì, il sindaco ha voluto iniziare questi festeggiamenti del 70° iniziando con un convegno riflessione sulla emigrazione e sull'immigrazione, proprio partendo dal concetto che Santa Elisabetta era una comunità di emigrati e oggi sta diventando una comunità di immigrati, grazie alla gestione dei centri di accoglienza che il comune che nel comune di Santa Elisabetta operano, e grazie anche al contributo dell'amministrazione comunale di questa e delle precedenti, per consentire a questi ragazzi, ai cosiddetti ragazzi richiedenti asilo, di poter sentirsi integrati
in una comunità che fa dell'accoglienza e della solidarietà la propria bandiera. Lei è stato anche uno dei sindaci di Santa Elisabetta. Sì, qualche tempo fa, circa oltre 30 anni fa, ho avuto l'esperienza, che è un'esperienza bellissima, di occuparmi delle tematiche e delle problematiche della comunità di Santa Elisabetta e di contribuire nel piccolo a risolvere quelli che si potevano risolvere e si sono risolti. La tradizione familiare, oggi il sindaco attuale è suo figlio. Questo è un orgoglio che mi emoziona già il solo fatto di pensarlo, però vedo che il suo impegno, la sua passione sono ripagate dall'affetto dei cittadini. Indubbiamente è un momento importante per il Paese perché rivive tutta la sua storia, quella storia che adesso, diciamo, diventa anche la trasmissione di quei valori alle nuove generazioni e in modo particolare anche a tutti questi che arrivano, perché una volta da qui si partiva, ora ancora si continua a partire, diciamo, ma anche si ricevono le persone e questo ci deve sensibilizzare che l'uomo può scegliere ed è libero di scegliere dove abitare nel rispetto della persona, dell'individuo, della civiltà e del popolo con il quale si vuole condividere la propria storia. Ecco, qui c'è una comunità da oltre 20 anni, rappresentata dall'Associazione Cometa, di grande accoglienza delle persone che arrivano da oltre il Mediterraneo. Ma perché appunto c'è questo desiderio di socializzare, c'è questo desiderio di assorbire in modo positivo, non di assorbire per annullare, ma di rimettere insieme tutte, diciamo, le esperienze, perché le esperienze arricchiscono sempre. Sì, ho cercato di riproporre quanto più aderentemente possibile l'umore di chi viene, di chi soffre, di chi sta lontano, di chi è affetto dal dolore del ritorno. E ho cercato così di alleviare anche con qualche battuta l'amarezza di chi vive fuori, di chi purtroppo non può vivere nell'ambiente in cui è nato, perché tutti gli altri ambienti che non appartengono alla nascita sono sofferenze.